Tragedia sulle strade dell'Agrigentino ieri hanno perso la vita Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, 25 anni entrambi. Erano sposini in viaggio di nozze, il loro tour li aveva portati da Venezia, poi a Palermo. Stavano percorrendo la strada che porta verso Sciacca quando per cause da accertare si è verificata la drammatica interruzione e l'impatto mortale allo svincolo di San Giorgio, in territorio di Sciacca. Erano passate da poco le 15:30 quando la moto, una Kimco Agility 125 sulla quale viaggiavano i due turisti americani, si è scontrata con un Audi Q5 che si è ribaltata sul terreno attiguo alla carreggiata. Per i due giovanissimi, marito e moglie, non c'è stato nulla da fare, mentre restano ricoverati è sotto osservazione, ma fortunatamente fuori pericolo, il cinquantenne e la 22enne, padre e figlia, che erano sull'Audi Q5.